Buongiorno da Sicilia 24, questi i nostri titoli. Femminicidio a Castelvetrano, uccide la moglie a colpi di chiave inglese, poi si lancia nel vuoto. L'uomo nel 2016 aveva fatto un post su Facebook per dire no alla violenza sulle donne. Ha un nome, la vittima dell'omicidio avvenuto nelle campagne di pace del Mela. Nel Messinese il corpo dell'uomo con piccoli precedenti è stato trovato ieri, al lavoro i carabinieri per ricostruire il delitto. Continuano le polemiche e l'indignazione sulla scarcerazione di Giovanni Brusca, il boss della strage di Capaci. Tina Montinaro dice non sarà mai una persona per bene. Trapani ha arrestato un 23enne con oltre 6 kg di cocaina e 20 di hashish nascosti sotto la carrozzeria dell'auto. La droga avrebbe fruttato 600.000 euro. Morti sul lavoro, la Sicilia è la seconda regione d'Italia anche per infortuni, secondo l'INAIL. Calcio, il vicepresidente del Catania Grella conferma l'allenatore toscano sulla panchina rossa-azzurra per la prossima stagione. Su Faggiano valutazioni ancora in corso. Bentrovati, uccide la moglie a colpi di chiave inglese e poi si lancia nel vuoto. Omicidio-suicidio a Castelvetrano, la coppia aveva 3 figli e da poco erano diventati nonni. Il marito nel 2016 aveva postato su Facebook il suo no alla violenza sulle donne. Tonino De Mana. Agli occhi di tutti, Mary Bonanno, 49 anni, e il marito Francesco Campagna, 55 anni, sembravano una coppia tranquilla. Lei insegnante a Castelvetrano, lui infermiere al Villa Sofia di Palermo, 3 figli, da poco nonni. I due sono stati trovati morti nella loro abitazione di Castelvetrano. Lei riversa lungo le scale una profonda ferita al capo, fatale. Lui, i vigili del fuoco, lo hanno trovato in corrispondenza del pozzo, laddove si era lanciato. I parenti avevano ripetutamente chiamato i due coniugi ai cellulari, ma non erano riusciti a mettersi in contatto, così hanno avvisato i carabinieri. Una pattuglia si è recata nella casa di Serinunte, un'altra è arrivata in via 4 aprile, dove è stata fatta la macabra scoperta. Francesco Campagna, da una decina di giorni, si era trasferito nell'abitazione a Serinunte, era tornato in via 4 aprile forse per un chiarimento con la moglie che si trovava ancora in casa. La discussione sarebbe degenerata tanto da portare l'uomo a colpire la moglie fino ad ucciderla con una chiave inglese trovata nei pressi del cadavere. Poi è salito al terzo piano e si è lanciato. A seguire le indagini coordinate dalla procura di Marsala, i carabinieri della compagnia di Castelvetrano. E suona come una beffa un post su Facebook di Francesco Campagna, che nel novembre 2016 aveva postato una foto che lo ritraeva abbracciato alla donna sulla vecchia ferrovia con scritto no alla violenza sulle donne. Il post ha il logo di Action Aid. Ha un nome, la vittima dell'omicidio avvenuto nelle campagne di pace del Mela. Il corpo è stato ritrovato nella giornata di ieri. Carabinieri al lavoro per ricostruire il delitto. Francesco Triolo. È di Angelo Pirri, barcellonese di 42 anni, il cadavere ritrovato ieri mattina nelle campagne di pace del Mela, a ridosso dell'autostrada Messina-Palermo. Ad identificarlo i carabinieri della compagnia di Milazzo, che stanno conducendo le indagini sull'omicidio dell'uomo sotto il coordinamento del procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera. I militari del RIS hanno lavorato sino a tarda sera per raccogliere indizi e tracce utili a fare luce sul fatto di sangue. L'uomo è stato trovato a terra, a faccia in giù, in una stradina sterrata che costeggia la corsia autostradale e termina su via Antonino Torre. Alla nuca il segno di un colpo che sembrava inizialmente un foro di proiettile, ma potrebbe essere compatibile anche con un corpo contundente. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. L'omicidio, ad un primo esame esterno del medico legale Giovanni Andò, potrebbe essere avvenuto 24-48 ore prima, ma non risulta alcuna denuncia di scomparsa. Sarà l'esame autoptico a verificare poi se ci siano altri segni di violenza o di colpi di arma da fuoco. Nella giornata di ieri è stato controllato tutto il costone montano grazie all'intervento dei carabinieri cacciatori di Sicilia. Sono stati eseguiti anche rilievi dall'alto e con un metal detector. Si dovrà capire come il corpo sia finito in quella campagna, se è gettato lì o se la vittima, prima di essere uccisa, sia stata fatta scendere da un'auto che poi si è allontanata in autostrada. E non si placano le polemiche sulla scarcerazione di Giovanni Brusca, il boss pentito, resta per tutti comunque un criminale sanguinario e non basta a calmare gli animi il fatto che non metterà più piede in Sicilia. Manlio Viola.
Giovanni Brusca torna libero, ma il boss sanguinario, ultimo degli stragisti, non metterà mai più piede in Sicilia. Vivrà in una località segreta e sotto falso nome, ma per colui che usò il telecomando per far saltare in aria l'autostrada a Capaci, che strangolò e fece sciogliere nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, che lo chiamava zio, non c'è pena sufficiente. A poco vale sapere che ha collaborato con la giustizia. La rabbia monta fra i parenti delle vittime. Da Maria Falcone a Giuseppe Costanza, sorella del magistrato e autista di Falcone, sopravvissuta alla strage, è un coro unanime di rabbia. Per Tina Martinez, vedova di Antonio Montinaro, il caposcorta di Falcone, morto anche lui in quell'esplosione, l'aver collaborato con la giustizia non fa di Brusca una persona per bene. In ogni caso, lui resterà comunque un criminale. E questo è quello che devono capire i ragazzi, che non perché lui ha collaborato diventa persona per bene. Non lo è e non lo sarà mai Giovanni Brusca. Ma per gli investigatori è un male necessario. Luigi Savina, oggi questore, allora capo della mobile di Palermo che guidò la cattura di Brusca, dice: i pentiti sono e sono stati fondamentali. Senza i collaboratori di giustizia si farebbe un passo indietro. E tutti, dagli investigatori ai magistrati, come è stato Pietro Grasso, capiscono la rabbia, ma ricordano che comunque è la legge voluta proprio da Giovanni Falcone ed è quella che ha cambiato volto alla lotta contro Cosa Nostra. Una cinquantina di detenuti della casa circondariale di Trapani dal pomeriggio di ieri fino a sera si sono rifiutati di rientrare nelle proprie celle permanendo nei passaggi. I reclusi chiedono una estensione degli orari delle attività in comune e delle telefonate con i congiunti. Oltre alla polizia penitenziaria sono intervenuti i magistrati di sorveglianza per condurre una lunga mediazione che in serata ha avuto esito positivo. Lo denuncia Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria. A Trapani la polizia sequestra oltre 6 kg di cocaina e 20 kg di hashish erano nascosti sotto la carrozzeria di un'auto. È stato arrestato un 23enne del Siracusano. Pensate, la droga avrebbe fruttato ben 600.000 euro. Eva Spampinato. Quando gli agenti della squadra mobile di Trapani hanno aperto il bagagliaio per la perquisizione, sono stati accolti da un dolcissimo cagnolino di peluche, ma in quell'auto anonima, guidata da un ragazzo di 23 anni, bracciante agricolo, incensurato, il cane Scooby-Doo sorvegliava ben altro. Dentro quel cofano la polizia ha scoperto il primo indizio, diversi panetti di hashish per un totale di 5 kg. Era solo l'inizio. L'auto viene portata in questura e lì inizia la vera perquisizione. Gli agenti smontano la carrozzeria pezzo per pezzo. Nei doppi fondi, nei vani nascosti, persino nei blocchi dei fari posteriori spuntano altri panetti. Alla fine del controllo il bilancio è da capogiro: 20 kg di hashish e oltre 6 kg di cocaina, valore sul mercato 600.000 euro. Il giovane, originario del Siracusano, è stato arrestato. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Trapani. Il giudice ha convalidato la custodia cautelare. È stata anticipata martedì la riunione a Palermo negli uffici della Capitaneria di Porto sugli accertamenti ripetibili per fare il punto sul recupero del Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto 2024 al largo di Porticello. Dopo la morte del sub olandese e le nuove modalità di recupero, l'equipe ha deciso di fare il punto su quanto accadrà da qui fino a quando il veliero sarà portato a galla. Saranno presenti gli inquirenti, i consulenti, gli avvocati degli indagati, oltre ai legali di parte civile delle vittime. Intanto sono 2 le inchieste aperte, oltre a quella per la morte di 7 persone naufragate. Una seconda indagine è stata aperta dopo la morte del sub Rob Cornelis Euben, avvenuta lo scorso 9 maggio durante le operazioni di recupero del veliero. Morti sul lavoro in aumento in Sicilia, che è la seconda regione per numero anche di incidenti. Il dato è di INAIL. Sentiamo Marco Gullà. Meno infortuni ma più decessi. Secondo i dati forniti dall'INAIL sono 207 in Italia le morti sul lavoro registrate nei primi 4 mesi del 2025, 3 in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Se si considerano anche gli incidenti fatali in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, il bilancio delle vittime sale a 286. Molti di questi in Sicilia, che è la seconda regione per aumento di incidenti. Numeri ancora preoccupanti e che tengono accesa la spia
tragedia dell'emergenza sul lavoro. Se ne è parlato questa mattina nel corso di un convegno organizzato da Assoimprese e FIAC. È fondamentale che ci sia anche il controllo appunto gli ispettori, diciamo, il numero non è ancora sufficiente, è pur vero che da 2 anni a questa parte l'Istituto Nazionale del Lavoro ci ha mandato delle forze fresche, però io non voglio fare proclami, quest'anno dovremmo fare un concorso per ispettore del lavoro e immettere 50 unità. In Sicilia il numero delle vittime è cresciuto del 50%, quest'anno 22 incidenti fra gli over 75. Secondo noi ci sarebbe da programmare degli investimenti fin dal governo centrale fino ai governi periferici affinché si possa fare formazione sui luoghi di lavoro. Purtroppo abbiamo un tasso di mortalità delle imprese che ci preoccupa, ovvero c'è la voglia di fare imprese ma dall'altro lato molte imprese non riescono a sopravvivere. Su questo bisogna lavorare nel diffondere la cultura d'impresa, snellire la burocrazia e soprattutto quelli che sono tutti gli incentivi a favore degli imprenditori e degli aspiranti imprenditori. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi andremo a Messina per raccontarvi dello slittamento di fine lavori sull'importante arteria di Viale San Martino. A tra poco. Seconda parte di Sicilia, 24 slitta a fine luglio la fine dei lavori per l'isola pedonale su Viale San Martino. È una proroga che allunga anche i disagi dei commercianti del luogo. Ma sentiamo Francesco Triolo. 2 mesi di lavori nel centralissimo Viale San Martino, cuore commerciale di Messina, destinato a cambiare volto e diventare una vera isola pedonale. Lavori nel primo tratto che si sarebbero dovuti concludere domani, ma che già sono stati prorogati di 40 giorni. In cantiere ci sono diversi operai al lavoro e molta parte dei marciapiedi e delle vie perpendicolari sono state concluse quasi in chiusura, ma la proroga allunga le difficoltà ed i disagi, soprattutto dei commercianti che hanno visto le proprie vetrine transennate. Qua stiamo parlando di tempi che si allungano e che purtroppo vanno a discapito anche dei nostri già modesti incassi. Quindi secondo me questa probabilità di fine luglio non verrà neanche mantenuta. Le difficoltà sono tante e quindi anche un calo delle vendite c'è perché giustamente la gente ha difficoltà. Il fatto che verrà prolungato e che magari rientra nel periodo di sconti? Questo è un problema da non sottovalutare. Ovviamente di quel Viale San Martino prima era modo di passeggio, ora giustamente è diventato un po' complicato, soprattutto chi ha le carrozzine, i bambini, quindi abbiamo avuto un calo. In tanti altri hanno preferito non parlare, c'è anche chi fuori al microfono chiede notizie di annunciati ristori. Il comune in effetti ha previsto sconti sulla Tari e sul servizio idrico, ma scatteranno l'anno prossimo. E adesso un omaggio floreale che è stato deposto ieri dai giornalisti, dal Catania Calcio e dal Comune sotto il murale dedicato a Stefania Sberna, indimenticabile speaker della squadra di calcio rossazzurra. È andato ieri per noi Marco Carli. La sua voce, ma anche la passione per la città e per la squadra, oltre al suo carattere amabile, l'hanno fatta entrare nel cuore di tutti. Stefania Sberna era così. I giornalisti dell'Unione Stampa Sportiva di Catania hanno deposto un omaggio floreale sotto il murale dedicato alla giornalista e speaker, firmato dallo street artist Giuseppe D'Amico. Un momento caratterizzato anche dalla commozione, oltre che dalla riconoscenza. Presente la famiglia di Stefania Sberna, oltre al vicepresidente del Catania Vincenzo Grella e all'assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi. Ricordo tempi bellissimi, il Catania di Maran, con Stefania immaginavamo questo progetto di registrare la sua voce e metterla nell'ascensore dello stadio Angelo Massimino, purtroppo poi non c'è stata più questa possibilità, però Stefania diciamo che è il Catania, Stefania è Catania. Lei ha abitato sempre qui, diciamo in zona stadio, via dello stadio, all'epoca, adesso via Fava. E lei quando andava da bambina allo stadio percorreva questo tratto di strada per andare allo stadio e l'ha percorso praticamente fino all'età di 30 anni, fino a che ci siamo sposati praticamente, e poi abbiamo cambiato zona. Però di fatto lei, quindi questo posto è il posto più bello.
Adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi ci occuperemo del Catania per le ultime novità. Ci fermiamo, a tra poco. Siamo tornati in studio per l'ultima parte del telegiornale, parliamo di calcio. Toscano resta, valutazioni su Faggiano. Il vicepresidente del Catania parla delle mosse future del club. Sentiamo ancora Marco Carli. Toscano resta, è la notizia nell'aria da tempo, per non dire da sempre, che il vicepresidente del Catania Vincenzo Grella conferma in occasione della deposizione di un omaggio floreale sotto il murale dedicato a Stefania Sberna. Toscano resta? Toscano resta e resta perché ha un contratto ancora di 1 anno e per me non era una discussione se non su quelle che potevano essere le linee guida, quelle che erano le sue esigenze, le sue, come dire, naturali pensieri su una stagione fatta. Su Faggiano, mentre i rumors parlano di possibile addio, valutazioni in corso, dice Grella. Sulla questione direzione sportiva siamo, diciamo, quasi in fondo alle varie valutazioni che stiamo facendo sulla guida della direzione sportiva. Penso a breve tempo prenderemo delle decisioni. Presto la presentazione di Zarbano. Fra i temi trattati nella chiacchierata con i giornalisti anche Torre del Grifo. È un investimento molto grande per un club che ha appena 3 anni. Io penso questo ti fa capire l'intenzione del presidente Pelligra. Dopo tutto quello che è stato detto, penso un ulteriore sforzo di questo genere fa capire che lui non ha nessuna intenzione di cambiare la sua strategia e lo rinforza facendo un investimento molto importante. Questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono altri aggiornamenti dalle agenzie, dunque il telegiornale finisce qui. Vi do appuntamento con la prossima edizione del nostro TG su Telecolor alle 14. Adesso vi lascio invece alla rassegna stampa curata da Marco Carli. A tutti un buon proseguimento di giornata.